sobrio, misurato. Meno sobrio e meno misurato è il 700 che ora invece riprenderà il nostro palco, perché riprendiamo i pizzi, i merletti, le parrucche. Ora è il turno dell'ultimo momento di danza storica. Maestro. Prima di cominciare a guardare con il naso all'insù il nostro campanile in attesa della nostra aquila. Salgono quindi le maschere di Mario del 700 veneziano. Ritorniamo per un ultimo assaggio di corte veneziana del 700 e poi cominceremo veramente quello che si può chiamare il countdown dell'Aquila. Esatto, so now the historical group Le Maschere di Mario from the 18th century, Venetian 18th century. Et on refait un saut en arrière de nouveau, Oui. on retourne au XVIIIe siècle avec toute cette broderie merveilleuse et on accueille ici l'association Di Mario, le maschere di Mario del Settecento veneziano. Esattamente. Con le loro danze tipiche del Settecento. Le maschere di Mario del 700 Ecco a veneziano, anche loro ci faranno vedere come si ballava nel 700. Abbiamo notato che effettivamente dal 700, che erano molto fermi, misurati il minuetto, già l'800 era un pochino più gagliardo. Poi è arrivato sì, il 900, poi siamo arrivati agli anni 90 del 900, agli anni 2000, al rap di prima di Duri Banchi. Sì. Bene, signori, anche in questo caso il vostro maître de danse, il nostro Mario Giuga, che ci darà il segnale al nostro orchestrale che fa tutto. Cioè, in quel cubo c'è un'intera orchestra sinfonica, magie veramente della tecnica.
Un grandissimo le applauso. maschere di Mario del Settecento veneziano, salutiamo anche loro e ora procediamo, E ora bisogna procediamo anche ricordare perché delle cose importanti. il volo A ci voi. attende. Tra poco.